parliamo di un tema che ci sta particolarmente a cuore, purtroppo perché è sempre di attualità, dico purtroppo perché è quello relativo agli infortuni, agli incidenti mortali e non, e alle malattie professionali, incidenti in luogo di lavoro, in occasione di lavoro, le malattie professionali. Capitano costantemente, ci sono dei dati, ci sono delle statistiche, ci sono delle tendenze, ma al di là di tutto il problema resta. Per quali ragioni? Cosa bisognerebbe fare ancora? Cosa deve scattare perché questo trend possa cambiare definitivamente in un modo o nell'altro? Allora, incominciamo un po' a inquadrare la situazione. Periodicamente lo facciamo, Presidente, purtroppo lo dico col sorriso, ma ci sarebbe ben poco da ridere, perché qual è lo stato dell'arte in Veneto, perché voi avete un po' la situazione nazionale, però poi puntiamo sul Veneto. Sì, allora a livello nazionale purtroppo abbiamo iniziato l'anno non bene, e addirittura se consideriamo i luoghi di lavoro, quindi lasciamo perdere ciò che succede nella circolazione stradale, siamo a un più 25% nei primi 2 mesi di quest'anno rispetto ai precedenti dell'anno scorso. E il dato quindi è peggiore dell'anno scorso. Nel Veneto siamo fortunati perché per il momento rimane una regione virtuosa, viene classificata da noi in zona bianca, ossia ha un indice infortunistico inferiore a quello medio nazionale. Allora, le modalità di accadimento, e questa è una cosa molto importante perché ci sono settori, cioè modalità dove più frequentemente purtroppo capitano incidenti, eccole qua. Sì, è un po' scontato se vogliamo, ma i cantieri sono i luoghi in cui avvengono più infortuni mortali e comunque più infortuni. Ciò è abbastanza naturale in quanto il cantiere è un luogo dove i rischi pullulano, dove si rischia di più chiaramente, anche dove c'è un tipo di personale più propenso a rischiare, no? Perché pensiamo nei cantieri edili ci sono molti lavoratori stranieri con i quali si fa fatica anche a fare a volte formazione, a portare avanti quella cultura della sicurezza che è necessaria per non farsi male. Infatti la maggior parte sono stranieri che vengono coinvolti in incidenti mortali. Sì, allora l'indice infortunistico è pari al doppio di quello degli italiani, nel senso che a parità di numero di lavoratori si fanno male il doppio di persone rispetto a chi è di nazionalità italiana, quindi è un problema di cultura, è un problema di lingua, è un problema poi anche di tempi di formazione e quant'altro.